Buongiorno, sono Bardo Tiziano della Polisportiva Purgessimo e siamo qui a Purgessimo di Cividale, piccola frazione nel comune di Cividale, per la 12ª marcia del Crostolat. Anche quest'anno i percorsi saranno 3, saranno da 7, da 11,5 con una variante da 13 per chi vuole fare una piccola salitina. Siamo qua, ci vedremo dopo sul percorso e intanto una buonissima corsa a tutti. Eccoci qua, siamo al ristoro, siamo al primo ristoro di questa marcia, chiediamo alcuni pareri ai partecipanti. Qua abbiamo Monica e mia figlia Nicole. Ciao. Nicole. Ciao Nicole. Allora, come vi sembra questa marcia? È la prima che faccio anche per mia figlia ed è bella. Tutto bene anche tu? Sì. Tutto bene, tutto ok. Ne faremo altre. Va bene, quindi siamo contenti che vi piaccia e vi auguriamo un buon proseguio. Grazie. Eccoci qua, ci troviamo a un altro ristoro qua alla 12ª marcia del Crostolat. Sentiamo un altro parere anche di un'altra persona. Prego. Una marcia bellissima, un posto bellissimo, ristoro meraviglioso, che è uno dei pochi ristori che si trovano anche con i booster e un bicchiere anche di buon vino. Di buon vino, giustamente. Che non fa male per chi cammina. Perfetto, bene, siamo contenti dunque di questo parere, dei vostri pareri e speriamo vi divertiate perché non è ancora finita. Eccoci qua, siamo ormai alla chiusura di questa 12ª marcia del Crostolat di Purgessimo. Approfitto subito per dire ancora una volta il significato di Crostolat. Crostolat è una zona boschiva che voi tutti avete passato oggi facendo la nostra marcia. E niente, il successo c'è stato, ci sono stati 350 partecipanti, il tempo grazie a Dio ha retto e che dire, di nuovo un grande ringraziamento a voi tutti che avete partecipato e vi aspettiamo l'appuntamento del prossimo anno.
Buongiorno a tutti, sono Barbara del gruppo Amici di Federico, siamo a Castions delle Mura per la 7ª marcia per Federico. I percorsi sono 3, abbiamo il percorso rosso di 6,5 km, il percorso blu di 10,80 km e il percorso giallo di 20,30 km. Bene, oggi la giornata è splendida, speriamo che arrivi tanta gente. Speriamo che arrivi tanta gente a farci compagnia e buon viaggio, ci vediamo dopo. Faces fade as the years go by, yet I still recall as I wander on, as clear as the sun in the summer sky. Bene, siamo qua alla corsa, avete fatto che percorso? Quello breve da 7 km. Vi è piaciuto? Moltissimo, è già il terzo anno che lo facciamo, no? Pietro, già il terzo anno? Sì. Oh, La prima volta l'abbiamo fatto un po' sulle spalle del... un percorso per tutti. Forget the day and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped Eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione, al momento conviviale. Conclude così la 7ª marcia per Federico. Abbiamo sforato i 1000 e quindi abbiamo vinto il record per noi anche quest'anno. È stata una bella giornata, tutti si sono divertiti come avete potuto vedere dalle immagini e vi diamo appuntamento quindi per il prossimo anno. Grazie a tutti. Buongiorno, siamo Matteo e Andrea del gruppo di Chei de Biele Vite di Treppo Grande e siamo qui per invitarvi domenica prossima 7 giugno alla marcia che si svolgerà nel nostro comune. Saranno previsti 3 percorsi di 7, 14 e 21 km che si svolgeranno quasi completamente su strade sterrate e interpoderali.
Saranno previsti ricchi ristori e un gruppo di giovani affiatati vi aspetterà per una festa nel post corsa. Quindi vi aspettiamo, come ho detto, domenica alle 8:30 a Treppo Grande, Parco Festeggiamenti.